Giornata campale nel campionato di eccellenza dove le due Battistarada, Licata e Canicattì sono impegnate in scontri impegnativi e dall'esito incerto. La compagine marinara sarà impegnata sul campo del Partinico Audace che lotta per non retrocedere, mentre il Canicattì affronterà in uno scontro diretto il Città di Sant'Agata del neotecnico Venuto. Sulla carta sembrerebbe più agevole l'impegno del Licata, ma attende ai colpi di coda. Infine il Pro Favara ospita l'Alcamo, avversario che la precede di 3 punti in classifica generale. In promozione il portiere Gino Casella si è infortunato e l'Olimpica Acregas corre ai ripari. È notizia della vigilia dell'ingaggio dell'esperto guardiapali Michele Anzalone, classe 95, ex dell'Olympic Serra di Falco di promozione. Il portiere ha partecipato all'ultimo lavoro di rifinitura e domani pomeriggio sarà disponibile per la gara contro il Balestrate. Rispetto all'ultima gara cambieranno sicuramente le motivazioni e in tal senso Giovanni Falsone ha lavorato molto dal punto di vista mentale. Chi scenderà in campo dovrà dare il massimo per ottenere quei punti necessari per risalire la china. In questo momento tutta la rosa è a disposizione e scalpita per riprendere quota. La gara sarà diretta da Gabriele Battista Castelletti di Caltanissetta, il quale si avvarrà della collaborazione di Gabriele Maria Lombardo di Caltanissetta Pure e di Pierluigi Fazzi di Enna. Queste in sintesi le altre gare in programma. Albatros Vis Borganuovo, Cinque Torre Folgore e Libertas e poi Don Carlo Missil Mary Villa Abate, poi Gattopardo Don Bosco Partinico, Monreale Camarat e Oratorio Ciro di Giorgio San Giorgio Vallelunga che si gioca questo sabato e Salemi Casaltermine.